Buongiorno, ben ritrovati. Primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Anche oggi abbiamo tante cose di cui raccontarvi. La cronaca chiaramente in primo piano, ma poi andremo anche a scoprire chi è la città vincitrice del titolo di capitale italiana della cultura 2026. Sapete che tra le 10 candidate c'era anche Treviso. Ebbene, pochissimi minuti fa la proclamazione, ma prima andiamo per ordine e iniziamo con la cronaca e con il tragico epilogo dell'incidente di una settimana fa a Moriago della Battaglia in provincia di Treviso, perché è morto dopo una settimana di agonia Semir Oloman, il 25enne di origini macedoni e residente da tanti anni a Moriago con la famiglia, che si trovava ricoverato in ospedale a Treviso dopo lo schianto avvenuto a Moriago il 6 marzo. Il ragazzo si trovava insieme a due coetanei a bordo di una Peugeot 208. Gli amici, un ragazzo italiano e uno macedone, lo stavano riaccompagnando a casa quando la macchina è uscita di strada schiantandosi contro questo albero che vedete nelle immagini. Ad avere la peggio è stato il giovane seduto sul sedile posteriore. Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravissime in queste ore. Poi il tragico epilogo. E adesso restiamo in provincia di Treviso, ma ci spostiamo a Vittorio Veneto, perché Cristian Arboit e Lucio Zanato hanno raggiunto la titolare, la signora Vera Salton, titolare di una libreria andata a fuoco la scorsa notte. Buongiorno Cristian, buongiorno a Lucio Zanato e buongiorno naturalmente alla signora Salton. Buongiorno a te Francesca e a tutti i telespettatori di Antenna 3. La signora Salton ha appena terminato di scrivere su questa lavagnetta, perché hanno un'altra libreria a Conegliano che è aperta fortunatamente. E è stata una notte molto concitata qui in Galleria 4 Novembre, siamo vicini al centro di Vittorio Veneto, una laterale di Corso della Vittoria. La libreria Il Treno di Bogotà è una delle librerie più note non solo nella Marca trevigiana ma nel Veneto intero per la letteratura per i ragazzi, per l'infanzia. Questo è un luogo dove si legge molto, si fanno dei laboratori, si coinvolgono i bambini. Cos'è successo questa notte, Vera Salton? Niente, è divampato un incendio. Fortunatamente avevamo un piccolo buco creatosi per un sasso che era saltato sul vetro, quindi i vicini sopra hanno sentito l'odore del fumo, hanno avvisato i vigili del fuoco che sono arrivati e poi mi hanno chiamato a casa. Ecco, vigili del fuoco di Vittorio Veneto che sono intervenuti tempestivamente e che hanno permesso di in qualche modo limitare i danni. Non ci sarebbero danni, mi corregga se sbaglio, alla struttura, Salton? C'è solo la parte dell'intonaco e del soffitto, ma non ci sono danni ulteriori, e comunque sono stati meravigliosi perché quando entrano i vigili entra l'acqua di solito, eppure sono riusciti a circoscriverla al piano superiore, quindi il magazzino sotto non è risentito. Quindi non ci sono problemi statici, questo va detto e questo è importante ribadirlo, però ci sono tanti libri per ragazzi andati in fumo, tra gli 8.000 e i 10.000, questa è una prima stima, quindi è un danno importante. Sì, è il danno che però è appunto solo un danno fisico, quindi speriamo di ripartire. Abbiamo scelto di ripartire mettendo i manifesti che avevamo fatto poco tempo fa con quella frase di Roald Dahl che dice che la magia si trova e la meraviglia si trovano nei posti più impensati, basta guardarla, e quindi la meraviglia di oggi è la quantità di persone che ci sono solidali. Ecco, siamo qua da poco, io e Lucio Zanato, e già te lo posso assicurare Francesca, tante persone si mettono a disposizione di Vera Saltone, di questo posto magico per tanti bambini, e per questo magari anche a casa ve lo starete chiedendo perché non vediamo l'interno, perché Vera Saltone non ci mostra l'interno. Perché a parte una foto di sguincio questa mattina, noi abbiamo scelto di far ricordare a tutti, ai bambini soprattutto, com'è la libreria, il cui cuore è quello che avete visto fino a ieri, e di preservare tutti quanti da quella che è in realtà fumo, catastrofe e una parte brutta che rovinerebbe il ricordo di tutti quanti, mentre appunto se dobbiamo trovare la meraviglia la troviamo nelle storie. In questo momento è bello questo, vuole preservare la magia che comunque i suoi piccoli lettori hanno negli occhi. Sì, grazie.
Allora, senta, che cosa si sente di dire alla popolazione che le sta vicina in queste ore, proprio perché il suo è un luogo simbolo? Ma credo che si possa solo dire grazie quando ricevi così tanta stima e così tante attestazioni di aiuto. E da oggi proviamo a ripartire, cerchiamo di capire se il treno, visto che si è spostato tante volte, momentaneamente si sposta da qualche altra parte, e di capire se qualcuno vorrà adottare o se penseremo di far adottare i libri che adesso hanno addosso tanto fumo, e poi faremo come la Fenice in Harry Potter, si rinasce. Quindi il treno di Bogotà per il momento è solo sospeso, ma riparte presto. Ah, è già ripartito. Grazie Vera Salton. Con Lucio Zanato da Galleria 4 Novembre. Francesca, ti restituiamo la linea. Grazie Cristian, e grazie alla signora Vera, perché in un momento così difficile è riuscita comunque a trovare questa positività e a voler lanciare ai suoi concittadini, ma soprattutto ai bambini che sono frequentatori di questa libreria, questo messaggio, ed è davvero bello. Lasciamo per un attimo, ma solo per un attimo, la cronaca, perché vi ho detto in apertura che pochi istanti fa a Roma c'è stata la proclamazione della città che nel 2026 avrà il titolo di capitale italiana della cultura, e allora non vi anticipo nulla, sentiamo direttamente la proclamazione fatta pochi istanti fa dal ministro Sangiuliano. Modello di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, artistico e naturale. Mira al recupero dell'identità, puntando sulla cultura intesa come volano per la crescita e come elemento fondante di una comunità. Il progetto coinvolge un numero rilevante di realtà, creando un forte collante con i territori circostanti. Il budget previsto è coerente con gli obiettivi. La strategia di spesa indicata è destinata ad avere un importante effetto moltiplicatore. Il palinsesto degli eventi e delle iniziative si sviluppa per l'intero anno e copre tutto il panorama dell'espressione artistica e culturale: cinema, teatro, musica, arti visive. Apprezzata l'attenzione ai giovani, che non saranno solo fruitori ma attori. Il progetto adempie agli indicatori del bando con una buona integrazione tra pubblico e privato. Molto apprezzata la centralità e il coinvolgimento del sistema museale, bibliotecario e universitario. Il giudizio è eccellente. Pertanto la giuria, all'unanimità, raccomanda come capitale italiana della cultura 2026 la città dell'Aquila. Congratulazioni, fate partire il video. E dunque l'Aquila sarà capitale della cultura nel 2026, e questo è quanto deciso all'unanimità dalla giuria. L'annuncio nella sala Spadolini del Ministero dal ministro Sangiuliano, ma sia il presidente della giuria sia lo stesso ministro Sangiuliano hanno lanciato la proposta per le prossime edizioni di dare sì questo riconoscimento, ma di dare un riconoscimento anche alle altre città che presentano i propri dossier, proprio perché, proprio alla luce di quello che è stato il valore delle città candidate, delle 10 città candidate, tra le quali c'era anche Treviso, per quelli che sono stati gli elementi portati all'attenzione della giuria e del Ministero. E proprio per questo la volontà di premiare, di dare un riconoscimento anche alle altre città che si presentano negli anni futuri per questo riconoscimento. Allora sentiamo le parole appena arrivate, raccolte proprio subito dopo la proclamazione, le parole del sindaco di Treviso, Mario Conte, da Roma. Eccoci qua, noi ce l'abbiamo messa tutta, ha vinto l'Aquila, e faccio i complimenti alla città dell'Aquila, però ci tengo anche a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all'elaborazione di questo dossier importante, che per noi sarà comunque un punto di partenza, perché ci sentiamo la capitale, vogliamo realizzare quanto scritto in questo dossier e lo faremo tutti insieme, una grande comunità che si unirà per raggiungere degli obiettivi ambiziosi, per far crescere la nostra città all'insegna della cultura. Gli obiettivi dell'agenda ONU 2030 prevedono di prendersi cura della comunità attraverso la cultura, è uno degli obiettivi che abbiamo inserito all'interno di questo dossier e lo faremo. Quindi grazie davvero di cuore a tutti coloro
che ci hanno sostenuto, che ci hanno seguito durante lo streaming. Faccio davvero i complimenti alla città dell'Aquila, faccio i complimenti anche alle altre città finaliste, ringrazio la Commissione e adesso riprendo il treno, si torna a Treviso e ci mettiamo a lavorare per i prossimi progetti. Quindi viva Treviso e ci vediamo questa sera al processo di Areccia. Insomma, nonostante l'amarezza per non essersi aggiudicato questo titolo, resta la soddisfazione per il lavoro fatto, e anche l'assessore alla cultura, che era stata mia ospite proprio pochi giorni dopo la sua nomina, aveva detto: comunque vada, sarà comunque per noi una grande vittoria essere arrivate tra le 10 finaliste, ed è questo anche il concetto ribadito dal sindaco Mario Conte. Adesso ci spostiamo a Padova, perché sono decine le segnalazioni in arrivo alle associazioni di consumatori per bollette del gas impazzite. Ricorderete il caso di una signora di Padova, una signora di 93 anni, che si era vista recapitare una bolletta da 2.542 euro, cifra impressionante. Ci racconta tutto la nostra Chiara Gaiani insieme a Renzo Rigon, con loro nella sede di Federcontribuenti il presidente Marco Paccagnella, ma anche un altro ospite che ora Chiara ci presenterà. Buongiorno Chiara. Francesca, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo nella sede di Federcontribuenti, come dicevi, col presidente Marco Paccagnella e il legale che segue l'associazione Fabio Gabrieli, che ringraziamo. La bolletta da 2.542 euro che si è vista arrivare per i mesi di dicembre e gennaio la signora Maria, 93 anni, come dicevi. Questa storia già ve l'avevamo raccontata, c'è un risvolto che davvero è ironico, se non fosse drammatico. La società che gestisce la fornitura del gas per l'appartamento della signora Maria ha stornato dapprima questa bolletta, quindi tutti hanno tirato un sospiro di sollievo. Il 5 marzo la signora Maria se l'è vista recapitare con la stessa cifra e con lo stesso importo. Marco Paccagnella, davvero sembra uno scherzo. Perché uno scherzo è che la società che ha fatto la fatturazione praticamente gli ha mandato lo storno durante il circo mediatico e delle comunicazioni. Poi, come si è calmato un po' tutto, gli hanno rinviato la bolletta pari a quella precedente. È poco serio, secondo me, da parte anche di una grande azienda che distribuisce comunque energia, trattare in questa maniera. Tra l'altro poi nel frattempo ne sono arrivati centinaia, ma centinaia ne stanno arrivando attualmente, di persone nelle medesime situazioni, e sempre oltretutto con la stessa azienda. Normalmente erano variegate le aziende che comunque baravano un po' sulle bollette. Adesso è diventato monotematica. Ecco, la signora Maria ha pagato questa bolletta, il gas al metro cubo, un valore di 1,50 euro, quindi davvero molto importante. Con Renzo Rigon abbiamo sentito la signora Maria, che ovviamente non riusciva a essere in diretta. Vi proponiamo la sua intervista, un'intervista che devo dire mi ha molto colpita, perché la signora Maria è una signora grintosa, in grado di badare a se stessa, che davvero si è vista arrivare questa cosa come un fulmine a ciel sereno. Sentiamola allora. 2.542 euro, tra l'altro un prezzo del gas esorbitante. Lei pensa di essere in qualche modo vittima di un cattivo scherzo del destino, di una truffa? Sì. Me lo accettare. Il fattore che aveva di fianco me ne voda, se no non so cosa che aveva fatto. Lei aveva sottoscritto un contratto, un prezzo che era corretto. Le hanno comunicato in qualche modo questo aumento così importante? No. Non è arrivata nessuna comunicazione? No, nessuna. Mai avuto comunicazione. Lei ce la fa a pagare questa bolletta, signora Maria? Chiedo a volte, perché ho avuto anche l'anno scorso un aumento, ma non così alto, un terzo, e ho chiesto la rateizzazione. Lei vive della sua pensione? E 600 euro e rotti. Adesso che cosa spera che succeda per questa bolletta, signora?
spero che si mettano a mente il cuore, perché una cifra così alta non so come che si possa pagarla. Le persone anziane non c'è che abbiano una pensione alta, o se lì va a tirare i soldi, non si tira tutti i soldi che si gavessa. Ecco, avete sentito le parole, la preoccupazione della signora Maria. Allora noi chiediamo all'avvocato Fabio Gabrieli che cosa si può fare per il caso della signora Maria e per le centinaia di persone che stanno iniziando a chiamare colpite da quella che è di fatto una vessazione. Sì, noi andremo a verificare posizione per posizione se vi è stata una corretta applicazione della procedura di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, laddove ciò non fosse, come pare sia nel caso della signora Maria, chiaramente faremo valere questo argomento. Poi c'è una questione anche di tipo sostanziale, valutare se questi aumenti spropositati, al di là di quello che è l'andamento del mercato, perché il mercato pare essere in decrescita come prezzi, mentre gli aumenti sono addirittura quadruplicati come livello di prezzo nell'applicazione, andremo a vedere anche se questo tipo di politica commerciale corrisponda ai criteri di correttezza e buona fede che devono essere applicati nei rapporti contrattuali tra le parti. Quindi le cose, una volta verificate queste situazioni, adiremo una delle entità deputate alla mediazione e se non troveremo lì una soluzione amichevole non ci rimarrà che la via del contenzioso, siamo pronti. Ecco perché vi ho detto prima il prezzo è in chiusura, chiedo un flash a Marco Paccagnella, 1,50 € il prezzo del metro cubo applicato alla signora Maria, ma stanno arrivando prezzi che sono addirittura doppi. Troviamo addirittura, gli ultimi che ci sono arrivati hanno calcolato 3 euro, 2,98 € al metro cubo, cioè una cosa pazzesca. Lo ripeto, lo ricordo, ARERA sta battendo il prezzo medio del gas naturale, del metano, a 0,28. Io capisco che lo possono mettere a 0,50, a 0,60, c'è un bel margine comunque di guadagno, ma ragazzi a 1,5 €, 2 euro, 3 euro. È un prezzo, è come andare dal distributore di benzina e invece che pagare 1,80 € la benzina pagarla 7 euro. Non è naturale questo. Ci rivolgiamo al legislatore che intervenga su queste cose, che metta un tetto anche sul ricarico delle bollette. Ecco, e questo ovviamente è una vicenda che noi continueremo a seguire anche per dare informazioni ai telespettatori. Ringrazio allora i miei ospiti, il collega Renzo Rigon, Francesca da Padova, linea allo studio. Grazie davvero Chiara, grazie ai tuoi ospiti, anche alcuni strumenti per potersi difendere. Chiaramente però la situazione può mettere preoccupazione se non si fa attenzione a quello che succede nella propria bolletta. Restiamo a Padova, ma passiamo alla cronaca. Condannato a 8 anni di carcere per aver picchiato e violentato per ore la compagna, in cella un 30enne albanese. L'ha picchiata, l'ha presa per il collo, poi l'ha costretta ad avere rapporti sessuali dopo la violenza. Lei ha denunciato il compagno e lo ha fatto arrestare. Una storia d'amore che si è trasformata in un incubo per una 27enne cuoca trevigiana residente nell'Alta Padovana e il suo aguzzino, un 30enne albanese che è stato condannato a 8 anni di reclusione. La storia era iniziata nel 2014 quando la ragazza conosce per la prima volta l'uomo durante uno stage in un albergo delle Terme. Poi la relazione finisce e lui poco dopo viene anche espulso dall'Italia per una serie di precedenti penali, un dettaglio di cui la giovane non è a conoscenza. Quando l'uomo rientra in Italia a fine del 2022, riallaccia la relazione con la giovane. I due vanno a convivere, ma le liti e le violenze sono continue. A maggio, dopo pochi mesi, durante l'ennesimo litigio, lei vuole richiamare i genitori, ma lui la afferra per il collo e poi la violenta per ore e la pesta di botte. Quando lui si addormenta, lei riesce a scappare e denuncia tutto ai carabinieri. Il 30enne albanese è anche accusato di una serie di furti commessi in abitazione nell'Alta Padovana. Quando è stato portato in carcere nell'ottobre del 2023 è stato anche protagonista di una protesta nel carcere Due Palazzi ed era riuscito a salire sul tetto del penitenziario.
Ennesimo tentativo di truffa a Padova ai danni di un'anziana. L'intervento della polizia permette di bloccare e denunciare un quindicenne incensurato arrivato in città da Napoli. Non sapeva di essere osservato dalla polizia quando, incerto, ha suonato al campanello di una 70enne padovana che abita nel quartiere di Santa Croce per incassare i 4.500 euro necessari come cauzione per il figlio coinvolto in un grave incidente stradale. A solo 15 anni, napoletano incensurato, l'ultimo truffatore bloccato dalla squadra mobile di Padova. Denunciato alla Procura dei minori di Venezia, l'adolescente è stato affidato al padre che lo ha riaccompagnato a casa. A muovere gli agenti della questura la segnalazione è arrivata al 113 dalla figlia della potenziale vittima, ispettore di polizia, che si trovava a casa della mamma quando sul numero fisso è giunta la telefonata dei complici del quindicenne che seguiva il tipico modus operandi della truffa del falso incidente. La donna non si è fatta ingannare, da qui l'immediata segnalazione che la polizia ha incrociato con quella di altri padovani che dalla mattinata avevano iniziato a chiamare la sala operativa. Con il quindicenne salgono a 16 i truffatori denunciati nell'ultimo anno dalla squadra mobile, 8 quelli arrestati. In totale la polizia è riuscita a recuperare 50.000 euro in contanti e 68.000 euro di gioielli, in oro e beni sottratti in 35 diversi episodi di truffa ai danni di anziani. Allarme sicurezza nei parcheggi pubblici di Vicenza. Il centrodestra chiede un intervento urgente a tutela dei cittadini. Abbiamo raggiunto nel parcheggio dell'ospedale San Bortolo il consigliere comunale Valerio Sorrentino. Allarme sicurezza nei parcheggi pubblici di Vicenza, sono segnalati sbandati, violenti, sono segnalate aggressioni, insomma i cittadini si lamentano per la presenza di parcheggiatori abusivi e di personaggi che vivono facendo l'elemosina ma in modo aggressivo. Ebbene, ci troviamo nel parcheggio dell'ospedale San Bortolo con il consigliere comunale Valerio Sorrentino e sono diverse le zone della città che sono state segnalate dai vicentini. La questione diventa politica ed esplode in Consiglio Comunale. Sì, certamente, le rimostranze dei cittadini sono tante, riguardano non soltanto il parcheggio di San Bortolo, ma riguardano anche il parcheggio del Teatro Comunale, il parcheggio del Cinema Astra e del Teatro Astra e comunque altri parcheggi della città. In tutti questi parcheggi vi è una presenza costante di sbandati che non solo chiedono soldi, ma spesso commettono degli atti di vandalismo. Ecco, avete sentito, addirittura ci sono degli atti di vandalismo. Insomma, la situazione richiede dei provvedimenti urgenti, anche perché i luoghi segnalati sono per esempio i parcheggi del Teatro Comunale, del Teatro Astra, quindi luoghi della cultura che va incentivata, mentre invece di fronte a queste situazioni i cittadini potrebbero anche decidere di non andare al teatro e quindi ci sarebbero dei danni per la cultura della città, per il teatro, ma non solo. Ci troviamo nel parcheggio dell'ospedale San Bortolo, dicevo, questo è un parcheggio frequentato dai familiari dei ricoverati, da persone fragili, dagli anziani, insomma questa è una zona che va sicuramente tutelata perché ci sono persone che hanno bisogno, in un momento in cui vanno in ospedale magari a fare degli esami, hanno bisogno di essere difese dall'aggressione di questi sbandati. Certamente, però non servono più parole o rimostranze, bisogna mettere in atto delle strategie concrete. Fare ogni tanto dei blitz per allontanare questi sbandati, si è visto, serve a poco. Si fa un blitz, il giorno dopo siamo a punti da capo. Allora cosa si può fare? Cosa proponete? Noi è da tempo che abbiamo chiesto, anche in sede di bilancio, facendo approvare un ordine del giorno. Serve che la polizia locale sia supportata da una vigilanza privata. Qui servono dei custodi, deve essere una presenza fissa, costante dell'amministrazione, ricorrendo appunto alla vigilanza privata, che faccia da deterrenza alle presenze sgradite di questi signori. Se non si assicura una presenza costante, quindi non si spendono dei soldi, non si investe in questo senso, il problema non verrà risolto. È da tempo che lo chiediamo, però non abbiamo ancora avuto risposte dall'amministrazione. Quindi vigilantes nei parcheggi pubblici della città. E questo è l'antidoto per la sicurezza proposto dal centrodestra. Adesso aspettiamo la risposta del centro-sinistra.
E bivacchi, parcheggiatori abusivi anche a Monteberico. La polizia locale interviene nel parcheggio dell'ospedale e sono state allontanate 17 persone. 9 persone senza fissa dimora allontanate dai portici di Monteberico con l'assistenza dell'unità di strada. 5 parcheggiatori abusivi identificati nel piazzale della Vittoria e altri 3 nel parcheggio dell'ospedale San Bortolo in via Rodolfi. È questo l'esito di un'operazione portata a termine dalla polizia locale in alcune zone dove i cittadini segnalano situazioni di degrado, sporcizia e percezione di insicurezza. Un primo intervento è stato eseguito a Monteberico, dove le pattuglie della squadra antidegrado hanno identificato 9 persone che bivaccavano sotto i portici. I senza fissa dimora sono stati allontanati dopo che l'unità di strada comunale ha dato loro supporto logistico per la raccolta degli effetti personali. Al termine dell'operazione IM Ambiente ha provveduto alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al lavaggio dei portici. Una seconda attività di controllo è stata svolta nel piazzale di Monteberico. Qui sono stati identificati e allontanati 5 parcheggiatori abusivi. Analogo intervento è stato successivamente effettuato davanti all'ospedale San Bortolo, con l'individuazione e l'allontanamento di 3 parcheggiatori abusivi dall'area di sosta di via Rodolfi. Sequestrata una somma di denaro ritenuta a provento dell'attività illecita. 8 lavoratori in nero sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Belluno nei controlli in alcune attività della provincia, contestando in alcuni casi gravi violazioni, nel mirino delle fiamme gialle, strutture alberghiere, attività della ristorazione, metalmeccaniche e dell'edilizia. Mentre a Padova la Guardia di Finanza ha sequestrato 550.000 euro ad un imprenditore nel commercio all'ingrosso di materiale elettrico per indebite compensazioni di crediti d'imposta finanziati con risorse del PNRR. Nel particolare l'uomo avrebbe riscosso il denaro per corsi di aggiornamento rivolti ai suoi dipendenti mai avvenuti. Ci spostiamo nel Padovano, a Vigo d'Arzere per l'esattezza, dove è stata creata una chat di residenti sentinelle per avvisare le forze dell'ordine in caso di presenze sospette. I controlli di vicinato arrivano anche a Vigo d'Arzere, o meglio, si stanno organizzando dopo i fatti avvenuti domenica nel comune della cintura urbana padovana, dove un cittadino si è trovato faccia a faccia con i ladri e per farli scappare ha esploso 2 colpi di fucile in aria. L'idea di una chat WhatsApp per mettere in rete i residenti è venuta a Rossella Salvan, residente a Padova, ma che possiede un immobile anche a Vigo d'Arzere. I fatti accaduti a Vigo d'Arzere mi hanno toccato profondamente. Facendo parte del controllo di vicinato e essendo coordinatrice di 2 gruppi a Padova, ho sentito l'esigenza e la necessità di fare rete con i cittadini. Questo cosa vuol dire? Praticamente ho creato una chat nella quale si sono iscritti più di 160 cittadini nel giro di un giorno, che serve per fare rete. Questo è un primo passo, un pre-controllo di vicinato. Perché? Perché questo servirà poi per creare un tavolo di lavoro con l'amministrazione e le forze dell'ordine di Vigo d'Arzere, affinché questa rete sia di supporto per le forze dell'ordine. In un giorno già 100 adesioni, il controllo di vicinato è attivo già in alcuni comuni della provincia e anche in alcune zone del quartiere Arcella a Padova. Non faremo ronde, non ci anteporremo mai alle forze dell'ordine, bensì i cittadini collaboreranno, noi collaboreremo attivamente con le forze dell'ordine. Chiaramente il controllo di vicinato ha una struttura che deve essere ben definita e ci stiamo lavorando affinché venga strutturato nel migliore dei modi, proprio perché i cittadini devono essere di supporto attivo, devono essere gli occhi sul territorio. La chat mette in rete i cittadini e ha lo scopo di creare un filo diretto per fornire informazioni utili al comune e alle forze dell'ordine, le uniche deputate ad intervenire. 2 cittadini nigeriani sono stati denunciati a Vicenza per invasione di edifici e 1 per porto abusivo di armi.
Blitz della questura in un appartamento di via Catalani a San Lazzaro, occupato abusivamente da 2 cittadini di nazionalità nigeriana. I 2 sono stati accompagnati in questura e indagati in stato di libertà per rispondere del reato di invasione arbitraria di edifici altrui. Inoltre, nel corso dei controlli sul territorio da parte della squadra volanti, gli agenti hanno notato un individuo con il volto parzialmente travisato da sciarpa e cappuccio che alla vista della polizia ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato. Una volta sottoposto a perquisizione personale è stato trovato con un coltello con una lama di circa 20 centimetri che nascondeva nei pantaloni. È scattata quindi la denuncia per il reato di porto ingiustificato di arma, per cui non è ammessa la licenza. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma poi torniamo con ospiti e nuovi aggiornamenti di cronaca tra poco. Rieccoci in diretta e allora la cronaca ci porta a Mestre perché è ritornato al lavoro l'imprenditore bengalese di cui vi avevamo raccontato, accoltellato in Corso del Popolo. Il video shock di quel momento aveva fatto il giro del Veneto. Buongiorno ad Anna Maria Parisi e buongiorno all'imprenditore. Buongiorno anche a te Francesca e ai nostri telespettatori. Sì, tornerà al lavoro a breve Abul Kasam, l'imprenditore di nazionalità bengalese accoltellato proprio qui dove ci troviamo noi il 26 febbraio scorso nel pomeriggio a Mestre in Corso del Popolo, in questo che è la sua attività. Oggi sta meglio e terrà una festa per salutare tutti i suoi amici italiani e non sabato prossimo il 16. Buongiorno Abul. Sì, buongiorno, sì, grazie. Ecco, guarda in camera, per favore. Sì, buongiorno. Allora, come sta intanto? Vediamo questa cicatrice con i 4 sì, punti. Sì, qua. Punti hai ricevuto? 4. Sì, adesso sto bene, grazie a Dio, però è già arrivato una nuova problemi dei miei occhi destra, perché è troppo steso e un po' di nervoso e per così. Settimana scorsa quando ho tolto la punti vedo che il mio occhio destra sempre arriva un po' di buio e un po' di macchia davanti, per così è andato al dottore e il dottore mi ha mandato all'ospedale. E ospedale quando ha controllato di oculistico e trovato che occhio è entrato proprio shock, manifestazione di shock lo stesso. È arrivato un po' di sangue fronte di proprio occhi. Quindi questo stress, questo forte stress fisico ti ha provocato ulteriori problemi, tra cui questo disturbo all'occhio Sì, certo, destro. perché adesso non si può, ti dico verità, che io non sento che vita tranquilla, sento sempre paura e nervoso e anche troppo pensieri, stress, non c'è lavoro, per così. Comunque adesso diamo una bella notizia anche per confortare chi ti sta guardando da casa, stai meglio, sì. Ci sarà questa festa dopodomani sabato sempre qui a Mestre. Dicevi come anche molti residenti ci stanno riportando sì, che si sono intensificati i controlli delle forze dell'ordine. Sì, i miei amici volevano vedere me, per così quella di amici di quella quartiere. Zona di in via Corridoni, se mi è un'altra piccola bar. Di là facciamo una festa per mattinata per bere caffè e salutare tutti gli amici. 10:30 fino a 12:30. Ecco, e verremo anche noi a salutarti, Abul. Sì, benvenuti. Grazie. Okay. Nel frattempo volevo, prima di restituirti la linea, Francesca, dirti che lunedì ci sarà un importante incontro qui a Mestre con le 36 associazioni del territorio, in primis quella della comunità bengalese, per stabilire la famosa data per la marcia per la sicurezza chiesta a più voci, specialmente dopo l'accoltellamento che tu hai subito, Abul. In conclusione, ci sarai anche tu a questa marcia? Sì, ma certo, e anche io devo partecipare con questa marcia, perché io penso che bisogna questa marcia per sicurezza, per avvisare tutti che noi siamo adesso che assicurazione.
Ecco, una marcia per la sicurezza che riguarda tutta la città di Mestre. Ringraziamo Abul per essere stato nuovamente qui con noi, bentornato. Grazie. Vedrai che ti ristabilirai un po' alla volta, ci vuole tempo. E la linea torna a te, Francesca. Grazie Abul. E grazie ad Anna Maria Parisi e a Sandro Ponchio. Insomma, la cosa importante è che Abul si sia ripreso. Certo, rimane il problema sicurezza in via Piave, ma non solo, perché spesso proprio in questo spazio, nella nostra prima edizione, vi avevamo raccontato con i colleghi di Venezia vari episodi più o meno gravi di microcriminalità che interessano diverse aree di Mestre. E a proposito di microcriminalità e di liste tra giovanissimi, ieri il sindaco di Treviso Mario Conte ha convocato il tavolo di sicurezza con i rappresentanti delle comunità straniere. Il tema è sociale, ha detto, scolastico e riguarda la sicurezza. Per mettere la parola a fine o comunque per cominciare un percorso per cercare di risolvere questi problemi, abbiamo deciso di costituire un tavolo che si chiamerà Treviso Integrazione, dove convocheremo i consoli delle 10 comunità straniere più rappresentative e chiederemo a loro di indicarci un referente ufficiale nel territorio che possa accompagnare la municipalità per risolvere questi problemi. Risse tra giovanissimi, tensioni, microcriminalità, dalle recenti aggressioni al PAM alle zuffe nel quadrante da Piazza Borsa a Piazza Vittoria. Protagonisti la maggior parte delle volte persone di origine straniera. Il sindaco di Treviso dice basta e fissa nel calendario degli impegni un tavolo per cercare di arginare il problema all'origine. Stiamo analizzando gli episodi che in queste ultime settimane hanno caratterizzato il nostro territorio da un punto di vista della sicurezza, da un punto di vista sociale e anche da un punto di vista scolastico, e abbiamo riscontrato insieme all'assessore Tessarolo e all'assessore Sernagiotto che molte volte questi problemi riguardano e coinvolgono le comunità straniere presenti nelle nostre comunità. Tavolo di integrazione, così è stato denominato, un modo per creare un percorso di conoscenza e favorire in questo modo buone pratiche del vivere in comunità. Un incontro che avrà come temi cardine la sicurezza, il sociale e la scuola. Siamo di fronte a culture diverse che fanno fatica ad integrarsi, però noi non ci vogliamo arrendere, quindi continueremo a intervenire con le forze dell'ordine, ma vogliamo agire alla base, alla radice, creando un percorso di integrazione con quelle comunità che sono presenti nel nostro territorio e che devono semplicemente capire come ci si può comportare e come ci si deve comportare in questa città, in questo territorio. Tra pochissimo ci collegheremo con il senatore Andrea Martella. Ieri abbiamo parlato della bocciatura dell'emendamento presentato dalla Lega per quanto riguarda i ballottaggi, per quanto riguarda il terzo mandato. Tra pochissimo lo commenteremo con il senatore Martella, ma ci sono poi altre tematiche che affronteremo insieme a lui. Magari gli chiederemo anche un'opinione rispetto a questa crisi all'interno della Lega dopo le parole di Gian Antonio D'Arè. Prima però vado velocemente dalla nostra Monica Smiderle, perché dopo 12 anni torna la Via Crucis a personaggi viventi e siamo a Sant'Eulalia di Borso del Grappa con il parroco. Buongiorno Monica e buongiorno a Don Manuel. Sì, buongiorno a te Francesca, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Mi trovo, dicevi bene, a Sant'Eulalia di Borso del Grappa. Con me c'è Don Manuel Fabris, che è il parroco di Sant'Eulalia, ma anche di Liedolo e di Semonzo. Che cosa succederà qui domani sera? Torna dopo 12 anni la Via Crucis a personaggi viventi. C'è grande fermento, ma lascio la parola subito a Don Manuel che ci racconta tutto. Grazie. Domani sera qui a Sant'Eulalia ci sarà la Via Crucis della nostra collaborazione pastorale. Siamo 3 comunità che camminano insieme, Sant'Eulalia, Semonzo e Liedolo, come è stato ricordato, e ci saranno 30 ragazzi di queste 3 comunità che metteranno in scena la passione del Signore con le stazioni della Via Crucis, per cui sarà un evento davvero straordinario. A 12 anni da una grande Via Crucis a personaggi viventi che è stata vissuta nel 2011. La Via Crucis partirà qui dal centro di Sant'Eulalia, dalla piazza di Sant'Eulalia, si snoderà
con le varie stazioni tra le vie del paese, per arrivare poi nella bellissima chiesa che vedete alle nostre spalle, che è appunto la chiesa di Sant'Eulalia. Sì, inizieremo in piazza alle ore 20:30, la piazza è solo questa, per cui non è difficile da trovare, e già dalle ore 20 ci saranno delle persone che saranno disponibili per l'accoglienza, la distribuzione dei flambeau, e poi inizieremo il percorso lungo l'antico borgo di Sant'Eulalia per concludere qui in chiesa. Alla fine verrà portata come ultima stazione anche un'immagine tridimensionale dell'uomo della Sindone che abbiamo proprio acquistato l'anno scorso dalla diocesi di Torino, quindi una serata davvero speciale, vi aspettiamo in tanti. E poi va detto, Francesca, che il gruppo è composto da ragazzi molto giovani. Pensate che Gesù Cristo sarà rappresentato da un ragazzo di appena 16 anni, va detto questo, Don Manuel. Certo, i ragazzi saranno, quelli che rappresentano le scene vanno dai 15 ai 18 anni. Ma Gesù è un 16enne, per cui un ragazzo davvero che mette in scena il Signore è un bel impegno, per cui anche per questa persona sicuramente sarà un momento emozionante. Un bel impegno e anche un bel esempio, Don Manuel. Da Sant'Eulalia è tutto, c'è grande fermento, l'appuntamento dunque è per domani sera alle 20:30 con la Via Crucis a personaggi viventi. La linea torna allo studio. Grazie davvero Monica, e grazie a Don Manuel. Una notizia nella notizia, insomma, ritorna questa tradizione, ma ritorna anche animata da giovanissimi, come ci hanno raccontato. E adesso l'ho anticipato, lo saluto, grazie per essere con noi, ben ritrovato al senatore Andrea Martella, grazie per essere qui, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno a tutti i vostri telespettatori. Un commento rispetto a quanto accaduto ieri in Senato con la bocciatura di questo emendamento presentato, targato Lega, che conteneva sia la proposta della cancellazione dei ballottaggi per i sindaci eletti al primo turno laddove avessero superato il 40% dei voti, ma anche tornava la questione terzo mandato. E lei ha usato parole ben chiare su come è andato poi il lavoro in Senato. Sì, diciamo che dopo nemmeno un mese dalla bocciatura in Commissione Affari Costituzionali, ieri l'Aula del Senato ha bocciato, direi definitivamente, l'emendamento della Lega che prevedeva di togliere il limite dei mandati per i governatori, che noi avevamo chiamato il Salva Zaia, un emendamento che serviva per garantire a Zaia non il terzo che sta già facendo, ma addirittura il quarto mandato. Il risultato è che la Lega è stata isolata, che la maggioranza si è divisa anche su questo punto, come su tante altre questioni che sono sotto gli occhi di tutti, e che l'emendamento non è passato. Penso che sia una cosa giusta, perché il nostro sistema istituzionale, la nostra democrazia ha bisogno di regole certe che non possono essere cambiate in corsa, e soprattutto, come è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale recentemente, le cariche monocratiche elette direttamente dai cittadini, come è il caso di un presidente della regione, che hanno un grande potere anche rispetto all'assolvimento del proprio mandato, e devono avere una scadenza temporale, quindi un limite temporale, proprio per non prevedere una concentrazione di poteri per un tempo molto eccessivo. Diciamo che con la votazione di ieri si chiude una fase che sarà destinata a creare in Veneto un quadro molto molto complicato tra le forze di centrodestra, e noi come Partito Democratico ci candidiamo ad essere protagonisti di questa nuova fase. Nemmeno quella proposta relativa ai ballottaggi vi convinceva? Sì, ecco. Beh, questa diciamo non è neanche stata messa in votazione. La Lega l'ha ritirata dopo che il governo aveva chiesto il ritiro, e se no ci sarebbe stato il parere contrario. Che si possano cambiare
a 3 mesi, anche meno, dalle elezioni, le regole del gioco, prevedendo che non si fa più il ballottaggio nel caso in cui si raggiunga il 40% degli elettori votanti, sarebbe stato uno stravolgimento del nostro sistema, uno sfregio democratico a pochi mesi dal voto, una forzatura davvero inaccettabile che poi hanno deciso di ritirare come era giusto fosse. Ecco, andando oltre quelli che sono i contenuti, che erano i contenuti dell'emendamento, diciamo che questo, e lei ne ha fatto riferimento proprio all'inizio della sua risposta, è anche un segnale politico per quella che è la situazione all'interno della maggioranza di governo? Beh, direi proprio di sì, perché noi abbiamo visto nel corso di tutto questo periodo come l'alleanza tra Fratelli d'Italia e la Lega si tenga con un collante che è il potere e che però le divisioni stiano affiorando sempre più grandi. Basta vedere cosa sta succedendo nella nostra regione, basta vedere il dibattito che c'è su grandi temi come la sanità o come c'è stato sull'autonomia o come c'è stato su casi più specifici, pensiamo al granchio blu. Quindi diciamo le divisioni sono ben visibili e non più latenti. C'è uno scontro di potere sul futuro. Chi si candiderà ad essere presidente della regione sarà uno di Fratelli d'Italia? La Lega lo rivendica per sé. Questo determinerà uno scontro che io avevo già ampiamente detto nei giorni passati e che determinerà anche il fatto che in Veneto si chiude una stagione politica durata 30 anni tra Galan e Zaia e che se ne può aprire un'altra attorno ad una proposta per un Veneto che riacquista un ruolo nazionale grazie alla forza della sua struttura produttiva con una guida di governo diversa da quella rappresentata in questi decenni. Un cambiamento è necessario. Lega che ha le sue gatte da pelare a livello nazionale, insomma lo abbiamo adesso ben spiegato, ma che ha le sue difficoltà anche all'interno. Pensiamo al caso D'Arè che sembra essere pronto a ricreare quella Lega Nord delle origini che potrebbe, perché le porte non sono state chiuse da parte del Partito Democratico, dialogare con il centro-sinistra in prospettiva prossime elezioni. Come lo vede questo nuovo soggetto e come lo vede questa apertura che potrebbe arrivare proprio dal suo partito, qui in provincia di Treviso perlomeno? Io non è che abbia fatto aperture, ho fatto un ragionamento politico molto chiaro. Si deve aprire una fase nuova. Il Partito Democratico con tutto il centro-sinistra deve rivolgersi a liste civiche, liste territoriali, deve sapere costruire un'alleanza plurale che vada al di là dei confini tradizionali del centro-sinistra, deve sapersi rivolgere anche a quegli elettori della Lega, di Zaia o del centrodestra che sono delusi dalla fine di questo ciclo e dal modo in cui finisce questo ciclo. Naturalmente è un'operazione che non può che basarsi su una visione comune, su programmi comuni che l'alleanza di centrosinistra dovrà saper costruire e che dovrà mettere a disposizione di elettori che possono vedere nel centrosinistra, nel Partito Democratico, un nuovo riferimento. Io vedo che nella Lega c'è un grande malessere, c'è un grande malcontento, c'è una divisione, oltre che con gli alleati di Fratelli d'Italia, anche all'interno. Come lei ha giustamente ricordato, tra chi è portatore di una visione, diciamo, della Lega delle origini, di una Lega Nord che rappresentasse il Nord e chi invece ha ritenuto di assecondare il progetto di Salvini, di una Lega sovranista e di carattere nazionale, che magari si occupa più del ponte sullo Stretto di Messina con tutti i problemi che stiamo vedendo piuttosto che dei problemi del Nord. Questo dibattito sta già costruendo qualcosa, perché ho visto che oggi la Lega dichiara: se non ci danno la presidenza andremo da soli. È evidente che qualcosa nel Veneto sta succedendo.
Intanto a Vittorio Veneto, tra poco dovremo anche collegarci, in vista delle amministrative, Vittorio Veneto, la città di Gian Antonio Darè, Fratelli d'Italia presenta il proprio candidato sindaco e quindi c'è questa spaccatura all'interno del centrodestra. Beh, questo sta succedendo in molte realtà del Veneto, in molti comuni, o non ci sono accordi o la Lega per sua iniziativa decide di andare autonomamente. E questo può accadere non solo a Vittorio Veneto, sta accadendo in altre realtà ed è un segnale. Del resto la Lega ha scelto questa strada anche rispetto alle elezioni provinciali. E noi a Vittorio Veneto abbiamo una nostra candidata su cui si è raggiunta un'alleanza tra le forze politiche e civiche che la sostengono, ma è oggettivo. Noi Vittorio Veneto l'abbiamo anche già governata in precedenza, che anche lì si può aprire qualcosa e ci può essere un'attenzione, visto le divisioni che ci sono dall'altra parte, verso la nostra proposta politica. Quindi potremmo avere alle prossime amministrative in Veneto, nei vari comuni al voto in giugno, un partito democratico che guarda o comunque dialoga anche con forze del centrodestra deluse da quella che è l'attuale politica del centrodestra? Più che con forze, direi con gli elettori delusi di quel centrodestra. Del resto Zaia nel corso di questi anni si è riferito anche ad elettori del centro-sinistra, magari conquistandone la fiducia, soprattutto in un periodo così difficile come è stato quello del Covid. E oggi ci sono molti elettori che hanno trovato in Zaia un riferimento che non sono disponibili magari a una svolta a destra e magari possono trovare anche le forze del centro-sinistra dei riferimenti in termini di visione politica e programmatica. Naturalmente a me è ben chiaro che di fronte a noi abbiamo le elezioni amministrative in più di 300 comuni nel Veneto e le elezioni europee, e quelle saranno uno spartiacque fondamentale per vedere che cosa potrà accadere, cioè come potrà evolvere la situazione. Ultimissima domanda che esula da quello che è il tema politico, riguarda una notizia che abbiamo affrontato qui in apertura di diretta, ed è quella delle bollette del gas, soprattutto impazzite, che stanno arrivando in questi giorni a Federcontribuenti. Ad un anziano è arrivata una bolletta di 2.540 euro, vado a memoria, e diceva il presidente di Federcontribuenti: ci sono bollette che vedono il prezzo del gas al metro cubo oltre 1 euro, 2 euro, 3 euro, e si chiede al legislatore di intervenire imponendo un tetto, perché questa anziana signora che vive con una pensione di 700 euro è disperata di fronte a questa bolletta davvero alle stelle. Che risposte la politica può dare su questo fronte, senatore? Guardi, anche a me stamattina sono arrivate delle segnalazioni da privati cittadini relativi a bollette che sono state quasi raddoppiate rispetto a quelle precedenti o raffrontate con quelle dello stesso periodo dell'anno scorso. Quindi siamo di fronte ad un fenomeno che innanzitutto dovrà essere verificato attentamente. Del resto questo governo non ha voluto neanche ascoltare i nostri appelli relativi al fatto che il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero non avvenisse in un momento di grandi cambiamenti geopolitici, di crisi anche energetica che si è avuta nel corso di questo anno. Oggi bisognerà intervenire tramite l'ARERA per verificare cosa sta avvenendo e per cercare di mettere in equilibrio il mercato. Ecco, queste sono le cose di cui davvero bisognerebbe occuparci, al di là del terzo mandato di cui si occupano la Lega e Fratelli d'Italia, perché i cittadini hanno bisogno di risposte riguardanti le bollette di luce e gas, riguardanti l'aumento del costo della vita, riguardanti la necessità di aumentare gli stipendi e le pensioni e di lottare contro l'inflazione. Ecco, su queste cose si basa la nostra attenzione nei confronti dei veneti, e sicuramente anche il tema delle bollette e gli ulteriori rincari che si sono avuti in questo periodo
saranno alla nostra attenzione. Dovranno essere pensate delle forme di sostegno e delle forme anche di rateizzazione che possano permettere il pagamento di queste bollette, però lo ripeto, con una verifica che dovrà essere fatta e con dei sostegni anche di carattere economico. Grazie davvero senatore, grazie perché ci ha aiutato ad approfondire tante tematiche anche oggi. Naturalmente torneremo ad aggiornarci presto con lei. Grazie al senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. Buon lavoro senatore, a presto. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie davvero. Noi adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi dovremmo andare in diretta a Vittorio Veneto proprio perché il nostro Cristiano Arboito dovrebbe avere il candidato di Fratelli d'Italia per le elezioni amministrative di Vittorio Veneto, e quindi questa spaccatura all'interno del centrodestra cittadino, ma poi parleremo anche di sanità, di trapianti, di donazioni. Oggi è la giornata mondiale del rene. Tutto questo subito dopo la pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta, parliamo di sanità, saluto l'ospite che mi ha raggiunto, buongiorno alla dottoressa Elena Momesso, responsabile del coordinamento trapianti dell'USL 4, ma anche direttore dell'unità di anestesia e rianimazione dell'USL 4. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, e grazie per essere con noi, grazie a lei. Dunque, oggi è la giornata mondiale del rene, in tutte le sue sfaccettature. Io inizierei subito facendo un po' il punto sulla situazione delle malattie renali per capire quanto sono diffuse nella nostra popolazione. Sì, le malattie renali sono parecchio diffuse, colpiscono il 10% della popolazione e purtroppo rappresentano l'8ª causa di morte. Hanno una particolarità: per molto tempo rimangono silenti, quindi noi non ci accorgiamo che i nostri reni iniziano a non funzionare e purtroppo danno segno di sé quando ormai la malattia è già avanzata. Il rene a che cosa serve? A regolare il volume e la composizione dei liquidi corporei e a eliminare le scorie prodotte dal nostro metabolismo. Per cui quando sono gravemente danneggiati purtroppo 2 sono le armi che abbiamo a disposizione: la dialisi, che vuol dire essere attaccati a una macchina che filtra artificialmente il nostro sangue, oppure il trapianto. Capite che però la dialisi compromette notevolmente la qualità di vita, per cui spesso il trapianto diventa l'unica opzione. Ecco, quali sono le cause principali di queste malattie che abbiamo capito avere un'incidenza molto importante? Sì, le cause sono multiple, sicuramente l'invecchiamento, ma anche degli stili di vita non corretti, il fumo, l'obesità o il sovrappeso, e poi alcune malattie come il diabete e l'ipertensione, e poi l'assunzione incongrua e massiva di farmaci antinfiammatori senza il controllo medico. Abbiamo parlato di quella che è la soluzione estrema, quindi trapianto, appunto la dialisi, ma è possibile fare prevenzione, che rimane comunque la parola d'ordine di fronte a certi tipi di patologie? La prima prevenzione è avere uno stile di vita sano, quindi fare della regolare attività fisica, avere una dieta bilanciata, essere ben idratati durante la giornata, tenere sotto controllo malattie appunto come il diabete e l'ipertensione, astenersi dal fumo. Se dobbiamo assumere dei farmaci, sempre e solo sotto prescrizione medica, e poi fare dei controlli periodici proprio della funzionalità renale con il prelievo del sangue e l'esame delle urine. Ecco, abbiamo parlato appunto di trapianto di rene. Quanti sono i pazienti in attesa di un rene e in che cosa consiste il trapianto? Certo. Perché lo ricordiamo che il trapianto può avvenire anche tra viventi. Sì, allora in generale in questo momento circa 8.000 persone sono in attesa del trapianto di un organo, di questi quasi 6.000 sono in attesa di un trapianto di rene. Che cosa vuol dire trapianto? Vuol dire sostituire chirurgicamente un organo che non funziona bene con un altro sano che viene dato da un altro individuo che viene definito donatore e che può essere deceduto, ma nel caso del rene può essere fatto anche da vivente. Di solito si tratta di consanguinei perché ovviamente c'è una maggiore probabilità di compatibilità e la prognosi a più lungo termine è migliore. Nel donatore
la qualità di vita è molto buona anche con un rene solo. Ecco, nel 2023 il Veneto ha raggiunto il suo record per quanto riguarda i trapianti, con 960 trapianti eseguiti sia da donatore vivente che da cadavere. L'attività totale è aumentata del 24,5% rispetto al 2022, i trapianti da donatore deceduto sono aumentati del 30,3%, i donatori effettivi sono saliti del 27,7%, le opposizioni alla donazione sono scese al 19% contro il precedente 31,5%. Questo sta a significare come siano stati accolti tanti appelli lanciati negli anni, come ci sia questa sensibilità, ma resta importante la donazione proprio a fronte di questo numero delle 8.000 persone in attesa di un organo. Purtroppo il trapianto ha un unico requisito, che ci sia un donatore, e quindi è molto importante dare il proprio assenso alla donazione. È un atto gratuito, consapevole, di altruismo, che permette di salvare delle vite umane. Abbiamo visto il rene, in questo caso il trapianto migliora la qualità di vita di chi riceve il rene ben funzionante, però dobbiamo ricordarci che in altri casi, come nel caso del cuore, dei polmoni o del fegato, purtroppo non esistono delle macchine, delle apparecchiature che possano vicariarne la funzione a lungo. In questo caso, per questi pazienti, l'unica speranza di vita è proprio il trapianto. Quindi sì, dobbiamo assolutamente raccogliere gli appelli a favore della donazione. E rilanciarli anche. E allora cerchiamo di spiegare ai nostri telespettatori come si può diventare donatori. Diventare donatori ci sono tante possibilità. La più semplice è esprimere la propria volontà al momento del rinnovo della carta d'identità. Qualche anno fa era partita la campagna Una scelta in comune, che ha avuto un buon riscontro. Un'altra possibilità è quella di iscriversi all'AIDO, il famoso tesserino blu di una volta, adesso non c'è più, ma comunque l'iscrizione prevede poi comunque ovviamente che ci sia l'idea della donazione. Un'altra possibilità è quella di venire nei nostri coordinamenti locali trapianti, che sono presenti in tutte le aziende sanitarie, per fare la propria dichiarazione di volontà. Infine, l'ultima è la dichiarazione olografa. Si prende un foglio bianco, si scrivono le proprie generalità, si fa la propria dichiarazione di volontà, si mette la data e si firma. Nei primi 3 casi la nostra dichiarazione viene registrata in un sistema informativo dei trapianti, che è a disposizione di tutti i sanitari, che possono quindi vedere in ogni momento, nel caso fosse necessario, la nostra dichiarazione, e ovviamente la rispetteranno. Nel caso della dichiarazione olografa dobbiamo sempre tenere quel famoso foglio con noi, magari nel portafoglio, o avvisare i nostri cari che abbiamo fatto questa dichiarazione. C'è un limite di età per essere donatore? No, non c'è un limite di età per quanto riguarda la donazione degli organi. L'unico limite è la buona funzionalità dell'organo. Per questo in questo momento la maggior parte dei donatori di organi sono ultra settantenni, ma ci sono anche moltissimi ultra ottantenni e anche qualche ultra novantenni. Nella mia esperienza il donatore più anziano che ho avuto è stato un 92enne, quindi anche quando si è molto avanti con l'età si possono aiutare tante persone. Ecco, e se una persona è credente, la religione in che modo si posiziona tra le varie religioni, chiaramente sul fronte delle donazioni? Ma praticamente quasi tutte le religioni sono a favore, anche perché viene considerato uno dei massimi atti di carità e di fratellanza. Questo vale per la religione cristiana, vale per la religione ebraica, per la islamica e anche per i testimoni di Geova, in cui l'unico vincolo è che non vengano fatte trasfusioni di sangue. Io prima ho dato dei dati su quello che è stato l'anno record del Veneto in fatto di donazioni, ma la storia del Veneto ha una lunga storia in fatto di donazioni. Noi siamo
praticamente una delle prime, penso se non la prima, la seconda come media generale il numero di donazioni di organi e di trapianti. La prima, per esempio, visto che abbiamo parlato del rene, per trapianti eseguiti di rene. Ma come accennava lei prima, siamo la prima regione in Italia, quella con il tasso di opposizioni più basso, siamo sotto il 18% contro una media nazionale che lo scorso anno era del 30,5%. E poi abbiamo delle eccellenze in Veneto. Una notizia di poche ore fa è quella che il nostro coordinatore regionale dei trapianti, il dottor Feltri, è stato promosso, è diventato direttore del Centro Nazionale Trapianti, proprio a indicare che quindi in Veneto è stato fatto un grande lavoro in merito alla donazione. E poi, sempre in Veneto, abbiamo le 2 banche di tessuti più importanti d'Europa, la Fondazione Banca degli Occhi di Mestre e la Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso. Prima non abbiamo parlato di donazione di tessuti, ma è possibile anche questa. Sono delle donazioni che non sono salvavita, ma sono salva qualità, migliorano la qualità di vita. Basta pensare, per esempio, ai tessuti oculari. Una persona che ha una patologia corneale grave vive come se fosse immersa nella nebbia. Il trapianto le ridà la possibilità di avere un ruolo attivo sociale, familiare, nel lavoro. Insomma, direi che è una bella cosa. Hanno la stessa dignità e importanza. Chiaramente, come diceva lei, non sono salvavita, ma anche avere una vita dignitosa. Certamente. Insomma, una buona qualità della vita conta moltissimo. Conta moltissimo, assolutamente. Chi può accedere al trapianto, dottoressa? Al trapianto possono accedere tutte quelle persone iscritte al Sistema Sanitario Nazionale che siano state ovviamente ritenute idonee al trapianto. Il trapianto fa parte dei livelli essenziali di assistenza e quindi è gratuito e viene svolto in alcune strutture pubbliche accreditate. Abbiamo parlato di trapianti, ma io ho ricordato in fase di presentazione che lei è anche anestesista, rianimatore. E quando si pensa alla figura, si pensa agli interventi chirurgici, alla rianimazione. Abbiamo imparato a conoscere bene questo reparto durante gli anni del Covid. Però il suo servizio, insomma, il suo reparto si occupa anche di altro e anche qui rientra un po' la qualità della vita in qualche modo. Certamente, è vero, quando pensiamo all'anestesista rianimatore pensiamo un po' a delle situazioni particolari, ma in realtà ci sono altre competenze. Una di queste è il trattamento del dolore. In particolare presso il mio servizio afferiscono gli ambulatori di terapia antalgica dell'ospedale di San Donà e di Portogruaro. Abbiamo parlato di malattie croniche, purtroppo un 20% della popolazione, praticamente una persona ogni 4 è affetta da dolore cronico moderato severo. Ecco, queste persone possono accedere al nostro servizio, verranno valutate in modo globale e verrà in un qualche modo impostata una terapia, mi piace definirla sartoriale, che non prevede solo l'utilizzo di farmaci per bocca, ma tutta una serie di tecniche che noi anestesisti dominiamo bene. Una volta c'era il falso mito, no? Che quando uno prova dolore deve cercare di resistere come in una sorta di palestra, per cui la volta dopo magari lo sento meno. No, gli studi hanno sconfessato totalmente questa teoria, anzi quando noi proviamo dolore e il dolore rimane per lungo tempo, purtroppo lascia una memoria a livello cerebrale e tanto più forte è quanto più dura e poi diventa sempre più difficile toglierlo, quindi dobbiamo agire per tempo. E questo appunto in fatto di qualità della vita è un progresso, è un avanzamento della ricerca e tutto. C'è un costo sociale quando c'è dolore cronico in termini di invalidità, di giornate a casa per malattia, quindi è importantissimo che venga curato.
Dottoressa, io la ringrazio davvero tantissimo perché ci ha aiutato a raccontare molto dei trapianti, questa voce importante per quanto riguarda il Veneto, ma ci ha raccontato anche qualcosa di più del suo reparto. Grazie davvero alla dottoressa Elena Momesso, responsabile del coordinamento trapianti dell'USL 4. Naturalmente buon lavoro, torneremo ad aggiornarci per altri traguardi raggiunti. Grazie dottoressa, grazie davvero. E noi lo avevo annunciato, andiamo subito a Vittorio Veneto con la politica perché abbiamo il nostro Christian Arboit che ci presenta il candidato alle amministrative di Fratelli d'Italia per questa rottura nel centrodestra. È così, Christian, buongiorno di nuovo e buongiorno di nuovo anche a Lucio Zanato. Buongiorno Francesca, ce lo presenta il segretario cittadino di Fratelli d'Italia, Thomas Toffoli. Chi è il vostro candidato che avete messo sul tavolo della trattativa? Beh, innanzitutto è Fabio Denardi, un giovane imprenditore di 45 anni, ha accettato la proposta mia e del gruppo del Circolo Vittoriese per essere il prossimo candidato del centrodestra a Vittorio Veneto. Penso appunto sia il candidato giusto, candidato giovane, perché serve vitalità nel centrodestra vittoriese attualmente. Ma di vitalità ce n'è parecchi in questi giorni nel centrodestra vittoriese. Senta, Toffoli, questo è uno strappo, è un ulteriore strappo all'interno del centrodestra dopo una settimana sulle montagne russe. Beh, diciamo che come a Giro d'Italia serviva uno stacco del gruppo e una volata, diciamo, anche a livello amministrativo. Ecco, noi abbiamo cercato di selezionare e comporre degli attaccanti, come nel calcio, degli attaccanti che diventeranno consiglieri comunali per il bene della città di Vittorio Veneto, per migliorare, ma per garantire il centrodestra la vittoria in modo da deviare eventuali iniziative della sinistra. Con questa mossa non spaccate ulteriormente il fronte del centrodestra, nel senso i turbamenti della Lega sono evidenti, li stiamo raccontando in questi giorni, ma di fatto voi non avete atteso l'esito di questi turbamenti, ma avete anticipato e avete fatto un vostro nome. Sì, perché diciamo da un po' di mesi che mi sono incontrato appunto col segretario della città di Vittorio Veneto, Parrella della Lega, e più volte ho sollecitato: decidete tra un candidato e l'altro. Erano due, Giovanni Braido e l'altro candidato vice sindaco Posocco, però purtroppo siamo andati avanti un po' troppo con i tempi e ho deciso di prendere assieme agli iscritti posizione e finalmente proporre anche il nostro candidato. Quindi di fronte a una Lega che tergiversa, voi dite noi dobbiamo fare la nostra parte, anche perché il peso elettorale che abbiamo oggi non è certo quello di 5 anni fa. Infatti, anche perché gli elettori aspettano risposte, aspettano nuovi progetti, aspettano concretezza. Senta Toffoli, ultimissima domanda. Quindi voi siete anche pronti a correre da soli, questo mi pare di capire, di fronte ai turbamenti della Lega, di fronte magari a quelli che potrebbero essere gli eventuali intendimenti di Gian Antonio D'Arè, voi comunque siete pronti a correre da soli, questo è un messaggio forte e chiaro. Ma io spero con tutto il cuore che il centrodestra sia unito, perché dimostra nelle altre regioni, nelle altre città dove il centrodestra è unito, è vincente, soprattutto con Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che è il primo partito e lo dimostra anche a livello di tutte le elezioni regionali e quant'altro, che è il primo partito e sarà il traino del centrodestra anche a Vittorio Veneto. Però attenderemo ancora, speriamo in un tavolo di definire la quadra dei candidati, che venga scelto il meglio, però se alla fine non ci sarà una quadra siamo pronti a tutto. Anche a correre da soli. Anche a correre da soli. Grazie Thomas Toffoli. Con Lucio Zanato da Piazza del Popolo è tutto, ne vedremo ancora delle belle qui a Vittorio Veneto. Cara Francesca, per il momento ti restituisco la linea. Mi sembra che il messaggio sia ben chiaro, quello che arriva da Fratelli d'Italia. Grazie a Christian Arboit, a Lucio Zanato e grazie al segretario Toffoli. Adesso parliamo delle tensioni, le conseguenze di quella che è la guerra in Medio Oriente. Il governo sta valutando l'entità dei danni che i porti di Venezia e Trieste stanno subendo per la crisi nel Mar Rosso in vista di futuri risarcimenti. L'ha annunciato a Venezia il ministro Urso.
I porti di Venezia e Trieste sono esposti in prima linea al pesante impatto economico e commerciale provocato dagli attacchi della milizia yemenita Houthi nel Mar Rosso. Da Venezia, il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sottolinea come il tema, dopo essere stato al centro di un vertice interministeriale del governo italiano, sarà posto anche al G7 di Verona. Con il ministro delle infrastrutture, con il ministro dell'alimentazione e dell'agricoltura ci siamo confrontati su come eventualmente compensare questo impatto negativo. La crisi sul Mar Rosso mette con forza anche l'Italia di fronte ai problemi e ai drammi di un mondo in conflitto, di conflitti consumati alle porte d'Europa che mettono a rischio l'approvvigionamento di elementi essenziali delle nostre catene produttive. La nostra Europa è oggi accerchiata a oriente dalla guerra di invasione terribile della Russia in Ucraina e accerchiata a sud da eventi quali si sono verificati recentemente lungo il Sahel con una serie di golpe militari e con il recente conflitto in Medio Oriente. Si tratta di crisi globali che andranno affrontate a livello internazionale, ma sulle quali anche il governo è chiamato ad agire per le conseguenze che si stanno verificando in Italia. Stiamo valutando l'impatto effettivo che, come dicevo, per il momento riguarda alcune direttrici marittime, soprattutto i porti dell'Adriatico, e alcune filiere produttive, soprattutto quella dell'alimentazione, perché il percorso ovviamente intorno all'Africa è un percorso più lungo. Una volta che valutiamo la dimensione di questo e soprattutto ci rendiamo conto di quanto possa perseverare questo blocco, quanto possa durare, ovviamente realizzeremo delle misure compensative su coloro che hanno avuto un danno concreto, tangibile e misurabile. Parliamo ora di disturbi del comportamento alimentare. Aumentano le richieste all'ULSS 8 e gli utenti sono sempre più giovani. In programma il 15 e 16 marzo un fine settimana dedicato alla sensibilizzazione della patologia con diversi appuntamenti a Vicenza. Era una patologia tipica della giovane adulta, adesso solo nel 2023 abbiamo avuto 18 ricoveri in pediatria, quindi in una fascia di età che va dai 12 ai 16 anni. Sempre più pazienti e sempre più giovani, e questo è il dato che emerge dal centro di riferimento provinciale per i disturbi del comportamento alimentare del peso. A confermare la gravità e le conseguenze a lungo termine nei casi non riconosciuti è l'aumento dei decessi in Italia per la patologia, la prima causa di morte tra i ragazzi dopo gli incidenti stradali. Come centro di riferimento provinciale riusciamo a intercettare molti casi e sicuramente i più gravi. Nel 2023 abbiamo avuto 250 nuovi casi, come diciamo, nuove richieste che valutiamo sempre con una visita multidisciplinare e una parte di loro sono presi in carico. Come presi in carico totali nel corso dell'anno arriviamo a 500 e oltre utenti, che sono quelli nuovi e quelli già in carico. Il 15-16 marzo la città si colora di lilla con un fine settimana ricco di iniziative dedicato alla sensibilizzazione sugli disturbi dei comportamenti alimentari. Si celebra appunto, per sensibilizzare l'opinione pubblica, la giornata dei disturbi del comportamento alimentare. Il fiocchetto lilla è, diciamo, l'emblema di questa giornata, proprio perché se la problematica è nota permette anche una identificazione precoce. Riaprono a breve le grotte di Oliero, eventi speciali anche per la festa del papà. Save the date, come usa adesso per annunciare eventi da segnare sul calendario. La data da ricordare è il 17 marzo, quando riapriranno, dopo i mesi di chiusura invernale, le grotte di Oliero. Sono visitabili tutti i weekend e in settimana avremo molte scolaresche che vengono a fare l'attività didattica assieme a quelle fluviali con i rafting, le escursioni in battello e le escursioni per la Grande Guerra, i trekking a Bassano e la ciclopista, e il weekend successivo avremo la novità che tutti i papà entreranno gratuitamente al parco e ai musei alle grotte di Oliero. Il parco delle grotte di Oliero è al fiume più corto d'Italia, che è l'Oliero, la risorgiva carsica più grande d'Europa, è stata esplorata sotterraneamente per 4 km dagli speleo subacquei. È una grotta turistica, è stata scoperta circa 200 anni fa. Il parco di 30 ettari è di interesse regionale, un parco regionale del comune di Valbrenta,
Di certo, conferma Ivan Pontarollo, le piogge abbondanti di questa stagione ormai verso la conclusione hanno aiutato anche gli sport sul fiume Brenta. Sicuramente c'è una riserva abbastanza per qualche mese, sicuramente per una buona portata come c'è adesso, e noi abbiamo anche tantissime scuole da tutta Italia che hanno già prenotato le attività didattiche, dunque si prefigge un periodo positivo e soprattutto anche ricco d'acqua, contrariamente agli anni scorsi che eravamo in piena siccità. E i Colli Iberici avviano la candidatura per diventare riserva della biosfera riconosciuta dall'UNESCO. I Colli Iberici si avviano ad essere riconosciuti riserva della biosfera UNESCO nell'ambito del programma MAB. Inizia così il percorso che porterà alla candidatura. Si tratta di un progetto che mira a proteggere l'ecosistema unico e prezioso dei Colli Iberici, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile, il benessere delle comunità locali e anche a far conoscere il territorio dal punto di vista turistico. Dal riconoscimento del fatto che ci sia, come dire, una buona relazione fra ecosistemi, uomo, ambiente, cultura, no? E quindi territori che hanno particolari caratteristiche. Presentato lo studio di fattibilità vagliato dal Ministero dell'Ambiente per valutare concretamente le potenzialità della candidatura dei Colli Iberici come riserva MAB UNESCO. Il mese scorso è arrivato dalla Regione Veneto il contributo per coinvolgere attivamente le comunità locali, 24 quelle coinvolte nel percorso di candidatura attraverso la promozione di eventi e incontri aperti al pubblico. Sono pochi i territori che hanno questa riconoscenza da parte dell'UNESCO e quindi sono territori di pregio, territori che sono riconosciuti a livello nazionale e internazionale, territori che poi possono godere di molti finanziamenti per quanto riguarda i bandi anche europei, perché i bandi europei prevedono appunto espressamente che abbiano una valenza in più dal punto di vista della sostenibilità finanziaria a questi territori e soprattutto porterà sviluppo economico, porterà turismo, porterà anche e soprattutto nuova consapevolezza, perché la sostenibilità sarà la base del progetto UNESCO. Un ultimissimo aggiornamento, una valanga è caduta questa mattina sulla Croda da Lago, località sopra Cortina d'Ampezzo, ferendo 2 sci alpinisti, mentre un terzo è rimasto illeso. Sul posto è volato l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore con a bordo anche l'unità cinofila da valanga, ma lungo il tragitto l'equipaggio è stato informato che le persone travolte dalla valanga erano riuscite ad uscire autonomamente dalla neve. I 2 feriti sono stati trasportati all'ospedale di Belluno. Noi siamo in chiusura, vi lascio ora le previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi spazio per l'approfondimento dedicato a temi finanziari. Si parlerà di investire risparmi. Alice Montagnera in studio con Mauro Schileo, consulente patrimoniale, per analizzare l'andamento del mercato azionario. Si parlerà anche di titoli di Stato e di successioni ereditarie. Dunque meteo, pubblicità e poi lo spazio dedicato a temi finanziari. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Si rinforza l'anticiclone, dunque il tempo sarà asciutto e stabile sul nostro territorio con caratteristiche decisamente primaverili. Il dettaglio di giovedì 14 marzo. Sul Veneto di notte avremo nebbie diffuse ma in dissolvimento di mattina. A seguire ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso e con qualche addensamento pomeridiano. Temperature in contenuta variazione, minime tra 4 e 6 gradi, massime tra 12 e 15 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso fino al mattino saranno possibili foschie su pianura e fascia lagunare. Con il passare delle ore cielo più sereno, nuvolosità più consistente poi nel corso del pomeriggio. Temperature minime sui 2-6 gradi, massime intorno ai 13-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza tra sole e nubi ma con precipitazioni in genere assenti.
Temperature minime sui 7 gradi, massime intorno ai 18. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.